Era il 12 dicembre 2007, Iole Tassitani, 40 anni, figlia di Luigi, notaio di Castelfranco, ha da poco finito di lavorare nello studio del padre, quando viene rapita nel garage interrato della sua abitazione. Dopo 12 lunghissimi giorni il corpo della donna viene rinvenuto nel magazzino dell'abitazione di Bassano del Grappa di un falegname, Michele Fusaro. La Marca si trova davanti ad uno degli omicidi più efferati e brutali che si ricordi. 10 anni dopo quel delitto è ancora scolpito nella memoria di tutti, una ferita che per i familiari di Iole continua a bruciare come se il tempo si fosse fermato a quei drammatici giorni. La donna venne rapita, bendata da Fusaro, chiusa nel bagagliaio dell'auto e portata nell'abitazione del falegname. Nel piano dell'uomo il sequestro avrebbe dovuto durare pochi giorni, il tempo di ottenere gli 800.000 euro chiesti come riscatto, ma qualcosa va storto, la benda sugli occhi di Iole scende e la donna riconosce il suo rapitore. Fusaro a quel punto perde la testa e uccide la donna con una coltellata. Ma l'assassino non si ferma qui, seziona in 29 parti il corpo di Iole. Probabilmente intende bruciare nell'inceneritore della falegnameria o seppellirle in un campo abbandonato. La vigilia di Natale gli investigatori arrivano nell'abitazione del falegname dove viene fatta la macabra scoperta del corpo all'interno di sacchi per l'immondizia. Fusaro viene arrestato e processato. Ora si trova nel carcere Due Palazzi di Padova, dove deve scontare una pena di 30 anni, avendo scelto il rito abbreviato. In appello gli era stato inflitto l'ergastolo. Nel frattempo il falegname nella sua cella si è dedicato alla preghiera e allo studio, ha conseguito il diploma di ragioniere e ha iniziato un percorso universitario. Una nuova vita che potrebbe permettergli di ottenere nuovi permessi e portarlo fuori dal carcere tra pochi anni. La famiglia Tassitani dopo la condanna a 30 anni si era battuta perché per delitti efferati come quello di Iole non ci fosse la possibilità di applicare il rito abbreviato. Quella pena ha rappresentato un dolore che si è aggiunto ad altro dolore, come spiegava in questa intervista del 2011 la mamma di Iole. Io ho sempre sostenuto che non si deve scherzare con la vita umana. Quindi chiunque abbia in mente un disegno criminoso deve sapere che l'aspetta una pena giusta e dura. Questo sì. Nostra figlia ormai non ce la ridà più nessuno, però con la vita umana non si scherza.